Sulla vicenda delle banche popolari e dei 600 milioni che sarebbero stati messi a disposizione dai vertici per rimborsare gli azionisti, il governatore Zaia fa sapere che la regione si tiene costantemente informata sull'evolversi della vicenda. Al centro della scena devono rimanere i risparmiatori, coloro che hanno perso soldi e serenità. Potrei dire non basta ma aiuta se fosse uno slogan. Certo è che i 205.000 azionisti hanno perso tutto, poi c'è una graduatoria di atteggiamento perché c'è chi aveva tanto e mantiene ancora tanto e chi aveva solo quello ha perso tutto. E sempre per parlare di cifre, sono 60 i milioni che i due istituti, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, attraverso il Fondo Atlante, hanno messo a disposizione dei più bisognosi. E mentre i sindaci chiedono trasparenza, la Regione invece chiede che i miliardi di cui si parla per il salvataggio di tutto il sistema bancario italiano finiscano nelle mani giuste, o meglio, nelle tasche di chi ne ha veramente bisogno. Penso che ci debba essere assolutamente un occhio particolare, una vista particolare nei confronti di chi veramente oggi è in difficoltà. Sono molti tra questi 205.000 azionisti. Dopodiché vedo continuamente parlare di miliardi di euro introdotti nei sistemi bancari. Si pensi di utilizzare questi miliardi per ristorare coloro che hanno perso i soldi.